affarijiet huma it-tagħlim li ħireġ hija xi ħaġa fundamentali u tarrikkina żgur. Jien forsi li nixtieq ħanżid puntu li ċert li anke Padre Perrella żgur ħajjinsisti fuqha huwa li aħna għadna anke b'malrioloġija jew tagħlim speċi Marjan jew l-idea tagħna ta' Marija prima ta' qabel il-Kunċilju, fis-sens li għadna naraw lil Marija sempliċement bħala mara storika għexet 2000 sena ilu, ma jfissirx li nirregawh. Imma għadna ma għamilniex il-kollegament li dak kollu li Alla għamel ma' Marija, anke jekk għamlu b'mod singolari, fuq dan il-lejla ħanaraw eżattament anke l-misteru tal-assunzjoni ta' Marija. U għalhekk inħeġġiġkom biex ma titifilfuwiex. Imma li aħna il-kollegament ta' Marija Knisja u li jien nagħmel parti minn din il-Knisja u Marija hija parti mill-Knisja, dan għadu imbiet minna, għadna ma kollegajniex, għadna ma għadniex. Dak li wettaq ma Marija il-mulej bil-qawwa tal-Ispirtu għadu bi wettqu miegħi u l-missjoni ta' Marija hija wkoll il-missjoni tiegħi li jiena nilqa' u ninkarna f'ħajti lill-Kristu. U hawnhekk daw taraw xi tfisser mela anke Padre Stefano telaq minn dan il-prinċipju il-fidi kollox. Għandna ħafna drabi ma naslux għal dan l-affarijiet għax aktar fil-fond tonqosna l-fidi. Dispjaċini forsi ftit jibes imma rridu nidħlu verament fil-fond tal-ħaġa. Aħna maħniex nippritkaw bniedem storiku, Ġesu Kristu, bħal kull bniedem storiku ieħor li ġie fid-dinja. Aħna għandna qegħdin niltaqgħu, ninkarnaw, inwaslu lill-liben ta' Alla li jammar fostna. Nixtieq nfakkarkom ukoll li llum ħadġiet imnedija wkoll hawnhekk għandna tistgħu taraw hija l-ewwel inċiżjoni tal-kwadru tal-Madonna ta' Pinu kif ġiet restawrata kif ukoll ix-xogħol li sar fil-kappella. Din peress fiċ-ċentenarju qegħdin nillanċjaw ħajkun hemm biss 75 inċiżjoni. Numerati jekk hawn xi ħadd minnkom imbagħad jixtieq jakkwista waħda iħallilna ismu u il-mobile. L-inċiżjoni mhix fremjata tiswa 180 euro. Grazzi Fader Gerald. Mela kif qalilna u introduċa tajjeb hekk ngħaddu għal dit-tieni parti tal-programm tagħna f'din l-għodwa tas-Simpożju Internazzjonali Marjoloġiku. Għandna magħna hawnhekk fostna u mhux għall-ewwel darba u la prima volta no Padre Salvatore che sta qui con noi u biex nintroduċuh xi ftit hekk għal min għadu ma jafux, Padre Salvatore Perrella huwa presbiteru tas-Servi ta' Marija, twilet Napli u professur ordinarju emeritu tad-Dommatika u tal-Marjoloġija fil-Fakultà Pontificia Teoloġika Marianum fejn għallem mill-1988 sal-2022. Kien ukoll professur tal-Introduzzjoni għat-Teoloġija fil-Fakultà tal-Mediċina u l-Kirurġija Agostino Gemelli tal-Università Kattolika tas-Sacro Cuore ta' Ruma. Attualment hu President tal-Assoċjazzjoni Marjoloġika Interdisciplinari Taljana, l-AMI, għallem ukoll f'ċentri universitarji oħrajn Taljani. Fl-2010 ġie msejjaħ mill-Papa Benedittu XVI u imbagħad ikkonfermat mill-Papa Franġisku biex jagħmel parti mill-Kummissjoni Pontifiċja fih dan il-Kongregazzjoni għad-Dottrina tal-Fidi bħala perit teologu sabiex jistudja u jivverifika l-veriċità tal-hekk imsejħa derijiet u marjofaniji ta' Medjugorje. Indirizza rapporti u konferenzi fuq livell internazzjonali u nazzjonali. Mit-8 ta' Diċembru tas-sena li għaddiet fuq rakkomandazzjoni ta'
padre Paolo Orlandini, il prior provinciali ta' Servita Maria ta' Santissima Annunziata, Monsignor Domenico Battaglia, l-Arċisqof Metropolita ta' Napli, ħatru kappillan tal-Knisja Storika ta' Santa Maria del Parto f'Merġellina Napoli, li tagħha wkoll priur konventwali. Sadattant intażel bħala professur tal-Marjoloġija fil-Fakultà Teoloġika ta' Napli, is-sezzjoni Capo di Monte. Ecco, Padre Salvatore Perella issa se jkellimna fuq l-akkoljenza Marjana. Ħajamel analiżi tal-omelija li l-Papa Franġisku għamel propju f'dan il-post fit-2 ta' April li għadda. A lei, Padre Salvatore, la parola. Grazie. Buongiorno, funziona? Io parlo italiano. Potrei parlare inglese, spagnolo, ma non è il caso. Posso parlare napoletano? Bene, no, non è un dialetto, è una lingua. Allora, l'ingresso della mia conferenza tiene conto di ciò che Don Gerardo ha sinceramente detto, non rozzamente, sono due avverbi che non dicono tutto quello che io penso sulla denunzia di Don Gerardo. Vedete, da pochi mesi che io sono parroco, mai avrei pensato, se non in quella profezia di Cristo a Pietro, verrà il momento in cui tu dovrai andare dove non vorresti andare. Siccome che io non ho capelli, pochi ma buoni, perlomeno, credo che è stato un atto di giustizia da parte mia, perché dinanzi alla proposta del cardinale Sepe, arcivescovo emerito di Napoli, dinanzi alla riproposta del nuovo arcivescovo di Napoli, Monsignor Battaglia, io dissi istintivamente niet, no. Ho fatto il professore per 40 anni e in vecchiaia non voglio perdere la testa con la gente. Ma se l'uomo pone, Dio si indispone, scitto, fai quello che ti chiedo. E ho detto, va bene, farò la tua volontà, ma sappi che se le cose vanno male, la colpa è tua, al Padre Eterno, Bene, ora sono 4 mesi che io sono ancora teologo perché ho fatto 70 anni il 16 aprile scorso, nel giorno del compleanno di Papa Benedetto XVI, di cui sono stato anche ammirato collaboratore, e ringrazio Dio e non gli uomini che sto in perfetta salute. Fare il parroco è tutt'altra cosa. Devi avere a che fare non con la gente che tu pensi, ma con la gente vera che è. Il mestiere di parroco suppone 2 qualità umane che poi diventano virtù soprannaturali. Io sono professore di dogmatica e anche filosofo, so bene quel che dico, non è arroganza, ma è questa, la testa. Un filosofo inglese, qualche anno fa, 30 anni fa, scrisse un libro, L'igiene del pensiero. Igiene del pensiero. Noi riportiamo l'igiene sanitario, perché c'è il Covid e ci fa paura. Io finora, ringraziando il Signore, non l'ho preso
e spero di tornare a Napoli sano e salvo. Ecco, non vorrei che la Madonna Tapinu, va bene. Allora attenzione. Diceva padre Gerardo, denunziava una mancanza di recezione. Il verbo recepire è un verbo attivo, un verbo difficile, perché declina un assorbimento, un approfondimento, una dinamica energetica di opere che pongono in essere una decisione. E questa decisione fa capo a una data, novembre 1964, la promulgazione della Costituzio dogmatica Lumen Gentium. I documenti della Chiesa, io sono un competente in materia, non nascono come funghi, ma nascono con fatica, con discussioni, con compromessi. Io ho fatto la tesi di laurea sugli acta et documenta del Concilio Vaticano II, non sulle chiacchiere sul Vaticano II. Mi sono dovuto sorbire 72 volumi di acta. Quindi, quando parlo del Concilio, so quel che dico. È stata la mia fatica da giovane. Non le chiacchiere. Sapete che cos'è le chiacchiere? Bla 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 bla. No. Atti del Concilio. Ebbene, la Lumen Gentium, Costitutio dogmatica sulla Chiesa, ha preso delle decisioni dopo sofferto dialogo circa l'identità, la missione e la destinazione della Chiesa Cattolica. Atto irrevocabile di magistero è una Costituzio dogmatica, non è un bla 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 di un papa, va bene? È la massima espressione giuridico-pastorale dell'esercizio del munus docendi della Chiesa. Purtroppo io devo dire questo perché vedo che sia il diritto canonico, che sia la dimensione filosofica del credere, oggi sono champagne. Tutti parlano senza cervello, senza conoscenza, ma per il prurito fastidioso per me della novità. La novità, novitas, non è quella che oggi si spaccia, anche a livello pastorale. E la pastorale, senza la dogmatica, e io non dico teologia fondamentale, perché non credo nella teologia fondamentale se non ha il suo fondamento sulla verità. Va bene? La verità ci fa liberi, la verità costa. Va bene? Ora, nel capitolo 8 della Lumen Gentium c'è
una presenza, c'è un ruolo, c'è un significato, c'è un officio, 4 cose che declinano Maria di Nazaret. De beata Maria Virgine de Ipara, in mysterio Christi et ecclesiae. La Beata Vergine Maria, Madre di Dio, nel mistero di Cristo e della Chiesa. Cristo-Chiesa, una duplicità voluta dal Padre. Non dobbiamo dimenticare l'incipit della Lumen Gentium, che prende le mosse dai 2 incipit della Ineffabilis Deus di Pio IX, declinante l'Immacolata Concezione, e l'incipit della Munificentissimus Deus di Pio XII, asserente l'Assunzione di Maria al cielo. Quindi non una banalità. Ebbene, in questo capitolo 8 della Lumen Gentium si riconosce primo Cristo è roccia e fondamento e senso e meta della fede cristiana. Cristo non è uno dei salvatori, ma Cristo è l'unico necessario. Senza di me non potete far nulla. È la base della fede cristiana, non della fede cattolica romana, ma è la base irrinunciabile della fede cristiana. Cristo. Papa Paolo VI, a tal riguardo, mettendo insieme nella separatezza di natura, capite cosa voglio dire, no? Nella separatezza di natura, Gesù è il Figlio dell'Eterno Padre, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, il dogma fondamentale. Senza Cristo non c'è fede, c'è credenza, sono 2 cose diverse. A livello linguistico, che cos'è la credenza? A livello linguistico, che cos'è la fede? Sono 2 cose diverse. Va bene? Io amo la precisione linguistica, perché così non si fa confusione. Si può essere antipatici, ma grazie a Dio so cucinare, mangio da solo. Va bene? Ora, Cristo, Chiesa. Io sono molto contento di essere qui perché Padre Gerardo è stato anche mio discepolo e devo fare i complimenti a Padre Gerardo. Ha fatto di questo luogo un luogo polifomico, cioè questo non è solo un luogo di pace, questo non è solo un luogo di presenza, questo è un luogo di molteplici incontri. Il verbo incontrare designa il cristianesimo. Nella pienezza dei tempi Dio mandò il suo figlio, nato fatto da donna, perché potessimo
incontrare Dio nella sua misteriosa, concreta, benevola presenza. Il capitolo 8 della Lumen Gentium quindi ci presenta Maria all'atere di Cristo. Maria, come dicevo qualche anno fa, non è il centro della fede, non è il centro, ma è centrale nella fede. Senza Maria, diceva Paolo VI, non c'è cristianesimo. Questa non è teologia, attenzione, questa è un dato di fatto. E il cristianesimo è un succedersi di fatti significativi, storico-salvifici. Padre Stefano stamattina è stato veramente bravo a farci vedere come la accoglienza non è banale ricevimento, ma è obbedienza pasquale. È stato bravo Stefano con le sue immagini, è stato bravo Stefano a farci vedere la complessità dell'accoglienza, che è poi il tema cardine dell'omelia che sabato 2 aprile, se non sbaglio, del 21 Papa Francesco ha tenuto qua. Una bella, densa omelia. Io mi soffermerò sull'omelia, però oggi, dopo che ascolteremo Don Samuel Grech, vi posso dire non perché sono stato il suo moderatore. Guardate, se le tesi di laurea sono tutte così, dobbiamo dire viva Dio, viva gli uomini, viva la Chiesa. Non è una tesi giaculatoria, è una tesi che fonda le sue basi sul mistero, realtà della presenza operativa della Madre di Dio, che ha una sola parola che è in linea con il tema del simposio: accogliere. Ma prima di accogliere devo sapere chi mi chiama. Vieni. Maria e la Chiesa, una realtà diversa. Maria non sostituisce la Chiesa. Maria non è la Chiesa, ma, come sanno insegnare i santi, Maria è Virgo Ecclesia facta, la Vergine fatta Chiesa. San Francesco d'Assisi, che non ha scritto nulla di teologia, ma che nella sua esperienza orante, l'esperienza di preghiera, non ci fa cessare di pensare, E Francesco sa che Maria è una vergine che la Chiesa, comunità dei discepoli e delle discepole, deve assumere come prototipo del proprio stare con Cristo. Un altro verbo cristiano molto importante è stare. Da qui lo Stabat Mater, da qui il passo e i passi collaterali che Padre Stefano stamattina ci ha indicato. Stare. Non si può accogliere se non si sta presso di Lui.
perché non è vero ciò che dice Pietro nell'episodio epifanico della trasfigurazione. Com'è bello, Signore, stare con te. Non è vero. È vero il contrario. È difficile stare con il Signore. È difficile stare come Maria presso il Signore. Ci siamo? Perché noi siamo una realtà antropologica, siamo una realtà sociale, siamo una realtà spirituale, siamo una realtà integrale molto complessa, molto difficile. La dimensione emotiva della fede non può surclassare la dimensione cognitiva della fede. San Paolo, che è un gigante nella fede, dice: io so a chi ho dato la mia fede. Quindi tutto il discorso della presenza Marie sta in questo basamento logico e teologico, ecumenico, pastorale ed escatologico, perché tutto passa, anche le chiese passeranno. Rimarrà soltanto l'unico necessario. Nessuno va al Padre se non per mezzo di me. Anche la Chiesa, le chiese, nella loro ministerialità sacramentale, devono cedere il passo all'unico necessario. Quindi la dimensione cristologica nella dimensione pastorale sono inscindibili. Credo in un solo Dio, ma questo Dio a cui io do il mio credere, a cui do il mio accogliere, a cui do il mio esistere e sussistere, guardate quanti verbi, sono verbi logici, in un tempo illogico. Prima vi richiamavo questo filosofo inglese, Gregoire Bateson, l'autore della nuova etologia. Lui dice una cosa molto importante, che parte non da un pregiudizio, che non è mai logico. Gesù è stato ucciso dai pregiudizi, perché la fede senza giudizio, senza la dimensione cognitiva, è superstizione. Va bene? Dicevo, la fede suppone, obbliga il credere e l'intelligere per poter stare presso il Signore, non stare nel Signore. Due cose diverse. Nessuno di noi è talmente santo da poter accedere nella intimità personale del Dio Trinitario. Nessuno di noi. Noi saremo accolti nel Dio Trinitario alla fine di ogni nostra esistenza. Saremo poi nella parusia finale tutto e tutti nel tutto, senza scadere nel manicheismo teologico. Mi state capendo? Sono chiaro? Non so. Va bene come andante? Corro? Va bene così, ok.
Peggio per voi. Allora adesso facciamo un passo avanti. Il tema di questo simposio è incentrato sull'accoglienza di Maria come dono pasquale di Cristo. Sì, la Pasqua è il centro della fede cristiana. La Pasqua è il punto di partenza della Leiturgeia Tuteu. La Pasqua ci presenta Dio in Cristo e nello Spirito per la comunità, in ordine alla salvezza. Ma la salvezza ha come prodotto finale la deificazione della persona. Perché, vedete, porta a compimento la nostra umana e teologale vocazione. Non voi avete scelto me, io ho scelto voi, perché portiate frutto e il vostro frutto rimanga. L'uomo non è lo scarto di Dio. L'uomo non è la polvere e la cenere per Dio. Benedetto XVI, parlando della morte e parlando della fragilità della natura umana, ebbe a insegnare: noi siamo polvere d'oro per Dio. Quando noi celebriamo i funerali delle persone, certamente dobbiamo richiamare questa realtà transeunte, fragile, peccaminosa della vita umana. Va bene? Ma non dobbiamo dimenticare, noi non siamo nulla davanti a Dio. Non è vero. Noi siamo tutto per Dio. Altrimenti verrebbe a cadere la causa formale e finale di senso dell'incarnazione del Verbo. Egli è venuto per noi, perché noi potessimo diventare come Lui. Il fine dell'incarnazione è la deificazione delle persone, nostra. Non sono più io che vivo, Cristo vive in me. E come diceva Stefano stamattina, non solo Cristo vive in me nello spirito e nell'accoglienza teologale, ma addirittura, ecco il paradosso cristiano, Cristo diventa me. Si tratta di un processo tra l'organolettico biologico e l'organolettico sacramentale. Io ho insegnato 13 anni sacramentaria. A me piaceva soprattutto dire alla gente, ai miei studenti: la liturgia non è actio superstiziosa, la liturgia non è actio ritualis, ma la liturgia è actio salvifica e nuova creazione celebrata, convissuta, accolta nel Dio Trinitario. Tutto questo che vi sto dicendo serve per basare il discorso che Papa Francesco, o meglio l'omelia che Papa Francesco ha tenuto qui, in questo bel luogo epifanico dell'incontro. L'omelia di Papa Francesco è
densa, è empatica, tocca cioè le corde del cuore credente, ma nello stesso tempo è un'omelia attualizzatrice di ciò che è l'esigenza del Vangelo, di ciò che è fondamentale per la evangelizzazione. Io non uso l'espressione di Papa Giovanni Paolo II che dettò nel 1979 nel suo viaggio in Polonia, quando per primo parlò di nuova evangelizzazione. Se voi andate a leggere negli insegnamenti di Giovanni Paolo la sua omelia su questo, Giovanni Paolo II merita un bacio in fronte, perché nella sua omelia non c'è spazio alla contraddittorietà. La nuova evangelizzazione non denuncia l'errore della evangelizzazione precedente. La nuova evangelizzazione, infatti, per Giovanni Paolo declina l'esigenza di riattualizzare il Vangelo nell'oggi della Chiesa e del mondo. Io purtroppo diverse volte ho dovuto stigmatizzare, frustare qualche confratello sacerdote, qualche spocchioso teologo o pastoralista o liturgista per la loro superficialità. Il dramma della Chiesa, il dramma della liturgia, il dramma attuale della pastorale è la superficialità. Va bene? Papa Francesco non conosceva la vostra storia. Quando un papa incontra i fedeli nelle diverse sedi o chiese locali o particolari, incontra non solo persone, incontra un popolo, incontra i servitori del popolo, il vescovo, i sacerdoti, i diaconi, i fratelli e sorelle laici. Quindi incontra una realtà diversa da quella sua propria di vescovo di Roma. È chiaro che quando parla il Papa in un contesto diverso dalla propria diocesi, chiede informazioni, gli si danno informazioni, gli si prepara il discorso che poi lui, con i suoi, come si dice, collaboratori, lima e acclima alle proprie esigenze, personalità e insegnamento. Io lo so perché sono un facitore di documenti. Il discorso, no, l'omelia del Papa a Gozo è mirabile. Prima di tutto perché tiene conto dello stile pontificale dell'attuale pontefice. Quindi, se noi prendiamo l'omelia del Papa, io invito tutti a rileggere quest'omelia, a non tenerla solo per voi preti, ma il popolo di Gozo e di Malta e anche per Relazio e per Straslazio, il popolo cristiano, dovrebbe farne tesoro. Qual è il pregio di questo insegnamento? È partecipe del munus docendi del Vescovo di Roma, un munus pastorale, un munus authenticum di cui ci si può fidare. Non è estemporaneità, non è che parla
quando il Papa si fa la barba, e che vuol dire anche sciocchezze, non solo quando si fa la barba, per essere chiari, non entriamo più dentro. Ora, questa omelia del Papa si caratterizza dalla forte connotazione e direzione biblica. Se voi vedete i tanti passi citati, che non solo un semplice, lo dico agli studenti di teologia, CFR Confer vai a guardare, ma sono declinazione di una parola che è parola di Dio. Non ci può essere nessun intervento del Vescovo di Roma e dei legittimi pastori a prescindere dalla parola di Dio. Lo si faceva prima in una impostazione metodologica e teologica diversa, perché era una impostazione e una metodologia, possiamo dire dialettica, filosofica, scolastica, tesi, antitesi, sintesi e opportunità dottrinale. Non c'era molta attenzione per la questio pastorale. Allora, il Papa in questo bellissimo intervento parte dalla parola di Dio e parte da ciò che la parola di Dio è fatta, lo dico in senso di von Balthasar, accadere. Non è una cronaca, ma è un fatto di rilevanza salvifica. Presso la croce di Gesù non si parla al passato, ma si parla al presente. Ci sono Maria e Giovanni presso la croce di Gesù. E poi il Papa illumina chi è questa presenza a fianco presso Gesù. La madre. Guardate che la distinzione nella specificazione teologica è molto importante. Maria non è una qualsiasi donna, ma è la Ghinè, è la donna, entrata sin dagli inizi, tutto il libro della Sapienza, in mente Dei, nell'economia della salvezza. Perciò Maria non è una stella cometa. Maria è una donna in tutto ciò che richiama l'essere femminile nel fatto cristiano, nella sua significanza cristiana, madre di colui che è l'umiliato, il crocifisso, il disceso, il risorto, l'asceso, colui che ritornerà. Noi sacerdoti, voi fedeli, avete il diritto di conoscere la vostra fede e nello stesso tempo avete il dovere di conoscere la nostra fede. Quando ero bambino, al catechismo di Pio X, che era una sorta di koine dialectos del tempo, noi bambini non capivamo nulla, non perché eravamo scemi, non eravamo nel grado del giudizio, no? Si diceva anticamente nell'età della discrezione. La discrezione non è quella camorristica mafiosa del silenzio, o ti uccido, ma non avevamo l'età, non avevamo le conoscenze, non avevamo l'obbligatorietà del senso. Si diceva così: Dio è l'essere perfettissimo,
creatore e Signore del cielo e della terra. Ottima introduzione alla questione. Poi c'è un'altra domanda a cui rispondeva il Catechismo di Pio X. Perché Dio ci ha creato? E noi rispondevamo, pur senza capire forse, ci ha creati per conoscerlo, amarlo, servirlo, goderlo. 4 verbi, sono detti verbi di movimento, perché significa e suppongono questi verbi la azione potente in essere di una persona. Presso la croce di Gesù ci sono. C'erano una volta, ci sono adesso, ci saranno sempre, perché la croce di Cristo una sola volta egli è morto, come una sola volta è disceso dal cielo per poi venire. Ecco il paradosso cristiano, non nella confusione tripersonale, ma nella pienezza dell'identità umano-divina nell'ultimo giorno, cioè nella parusia. Amici cari, noi viviamo tempi di grande ignoranza, noi viviamo tempi di grande confusione, noi viviamo tempi di grande delusione. Noi non sappiamo più dire Dio. E questo lo si verifica anche nelle omelie dei preti. Di cosa parlano i preti ai fedeli? Non si sa. Oppure del pensiero pensato poco e detto male dai preti. Sì, io butto tutta la croce sui preti, perché basta essere omertosi. La Chiesa è in crisi profonda, l'ebbe a dire già 21 anni fa Papa Benedetto alle soglie della sua elezione a pontefice, nel dicembre 1999, quando andò in Spagna all'Università di Madrid e fece quel bellissimo discorso che raggelò la Chiesa cattolica che si apprestava a celebrare il giubileo della incarnazione. Non abbiamo nulla da festeggiare, abbiamo da pregare, abbiamo da convertire, abbiamo da reinventarci. E quel genio di Giovanni Paolo II, nella Nuovo Millennio in Eunte, parla: dobbiamo ridare alla gente non il burocrate del senso, Dio. E qui mi ricordo un grande filosofo teologo francese, Adolphe Géchet, su Dio e il senso. Dobbiamo ridare a Dio la credibilità di senso. Dobbiamo ridare a Dio la nostra vita, il nostro destino, non solo il nostro futuro. Ebbene, è l'episodio a cui ha fatto riferimento più volte Padre Stefano. Ci dicono che non si può parlare di Cristo Chiesa a prescindere dalla parola di Dio. E lui ci ha dato molti testi, ma il primo testo nel quale dobbiamo guardare, al quale dobbiamo guardare, è la volontà di Dio. Quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo Figlio. Ecco la logica dell'incontro. Ecco la grammatica dell'accoglienza. Non possiamo accogliere bene ciò che non conosciamo. Ecco lo sconforto della teologia pastorale e della teologia logica
del cattolicesimo dei nostri giorni. Chi è Dio? Perché Dio? Come vado a Dio? Come è possibile parlare di Dio oggi in terra straniera? È il lamento di Israele. Come possiamo cantare Dio in terra straniera? E la Chiesa si trova in una terra straniera? No, nella sua terra. La Chiesa si trova nella terra degli indifferenti, nella terra dei senza volto, nella terra dei senza nome. Senza è il privativo della identità, della realtà. La Chiesa non può essere il luogo dei senza volto, senza identità, senza la fede, senza una meta. Perché per questo Cristo è venuto e per questo Cristo ha avvocato a sé come socia redentoris la donna di Nazaret, la nazaretana. Non avevo intenzione di dire queste cose, ma riflettendo sulla denuncia di Gerardo, io sto improvvisando nella mia conoscenza filosofico-teologica e sperimentando come parroco, sono agli inizi, sono un novizio, però sono in compagnia di Gesù. E nella compagnia di Gesù, non i gesuiti con tutto il rispetto, nella compagnia di Gesù ci sono i suoi, cioè coloro che Dio ama, cioè tutti. Non c'è estraneo, non c'è né giudeo né greco, né schiavo né libero, c'è il figlio e la figlia di Dio generati nello Spirito, generati dal sangue di Cristo, generati dalla volontà benevola del Padre Eterno. Il Papa, tenendo conto dell'episodio di Giovanni 19, 25, 27, parte però da una presenza attuale ad una realtà precedente, ma che è sempre attuale. Un popolo che camminava nelle tenebre vide una grande luce e oggi siamo nelle tenebre. Le tenebre della non accoglienza, le tenebre del rifiuto di Dio e dei suoi valori. Noi siamo in una crisi etica, oltre che una crisi religiosa, oltre che una crisi antropologica. Noi viviamo, come dice questo filosofo ormai centenario francese, viviamo una policrisi, una crisi che non finisce, una crisi che non ha confini, una crisi che addirittura colpisce Dio nella sua deità, Dio nella sua appetibilità. Il Dio cristiano oggi è un Dio appetibile? A livello aristotelico, Dio è sempre appetibile perché Egli è l'inesauribile tutto. Ci siamo? Ma oggi sappiamo, lo vediamo, che non è così per molte, troppe persone. C'è un ateismo volgare che questo teologo tedesco Hopetem chiama agnosma culturale pratico, cioè che traduco così: se Dio c'è, a me non mi importa nulla. È il nichilismo teologico, è il nichilismo etico ed è il nichilismo
antropologico. Non dimentichiamo gli insegnamenti del Concilio Vaticano II. Non dimentichiamo il magistero di Paolo VI, di Giovanni Paolo II, di Benedetto XVI e di Papa Francesco. C'è un lungo corteo di coralità nel leggere i segni dei tempi, con la personale creatività di ogni Papa. Montini, Wojtyla, Ratzinger, Bergoglio. Ci siamo? Tutto questo deve essere alla base per una lettura critica. Attenzione, critica cosa vuol dire? Un documento della Congregazione della Fede di qualche anno fa faceva la distinzione tra ciò che è l'esigenza critica e ciò che è lo spirito critico. L'esigenza critica è propria della scienza e la teologia è anche scienza dei. Ci siamo? Perché la fede è atto, tra l'altro, è atto intelligente della persona. La prima parte del catechismo della Chiesa Cattolica, magistrale sotto questo aspetto. Ma nello stesso tempo, se a me uomo è stata data la libertà di accogliere Dio, nello stesso tempo io ho la responsabilità di rifiutare Dio. Il Dio nostro non è il Dio di Maometto. Ci siamo? E secondo la Didache, un testo di grande praticità pastorale, è la proposta che Dio fa. Se vuoi, accogli la mia parola. Fai questo, vivrai. Fai quell'altro, tu morrai. Dio, cioè, non si oppone alla creatività negativa o positiva dell'essere che accoglie o rifiuta. Ci siamo? Dio non è mai l'impositivo all'uomo. Dio in Gesù, nella sua umiltà, ecco, guardate, c'è il grande discorso dell'umiltà di Dio, dell'umiltà di Cristo, dell'umiltà della Chiesa in gioco. Chi è l'essere umile? L'essere umile è consapevole della deità e nello stesso tempo è consapevole della propria indegnità, del proprio essere povero nel Magnificat, la tapenosis di Maria. Cosa vuol dire? Ha guardato alla pochezza Dio della sua serva, perché Dio guarda ciascuno di noi e conosce i nostri limiti, ma non gioca con i nostri limiti. Ci siamo? Ecco, il Dio cristiano è un Dio passionevole, è un Dio rispettoso, è un Dio magnifico. Io non sono mai riuscito a capire a livello teologico e logico la adesione ad altre religioni, va bene? Perché la religione cristiana è magnifica, capito? Dobbiamo riappropriarci dell'orgoglio di essere cristiani, della passione cristiana. Oggi siamo banderuole, oggi noi non ci impegniamo per nessuno. L'indifferentismo è l'eresia dei nostri giorni. Noi non siamo tutti uguali e lo manifestiamo nel razzismo che c'è oggi. Va bene? Noi non siamo tutti uguali. Partiamo tutti dalla nudità dell'essere per essere rivestiti di quella regalità che l'umiliato spogliato, ma non diviso, ecco l'altro discorso di Stefano stamattina, la tunica in consulta, eccetera, che Dio ci veste. Dio veste l'uomo ogni giorno dello splendore di che? Non delle vesti, sì, le vesti della giustizia, le vesti di ciò che è carità.
polisemantica. Prendete Paolo. Che cos'è la carità? È benigna, è paziente, non si adira, non prende vanto di sé. Una delle eresie dell'uomo d'oggi è questa apostasia del noi. Noi non vogliamo essere uguali a nessuno, vogliamo essere solo noi. E questo è un altro errore grave. Nella compagnia degli uomini e nella compagnia della fede c'è un solo noi, e questo noi lo realizza Cristo nel suo spirito per il piacere del Padre. Papa Francesco parla delle tenebre. Noi viviamo l'ora delle tenebre, però veniamo supportati dalla speranza. Diceva San Bernardo, dopo la lunga notte, ecco che viene il giorno sospirato. Amici cari, guardate che sono anni che siamo nella notte. Fino a pochi giorni fa, a 3 mesi fa, noi agognavamo, finalmente sto maledetto virus se n'è andato. Non è vero, sa essere presente. Il vescovo vostro è stato colpito, il conferenziere è stato colpito. Io spero di non essere colpito, va bene? Però dice, vabbè, passato il santo, passata la festa. Diceva Edoardo, un grande attore napoletano, lo diceva nella lingua, non nel dialetto, a da passà a nuttat, deve passare la sera, va bene? E non è così. La pandemia è durata 2 anni e ancora perdura. Dice, vabbè, ci risolleremo, potremo rifare, stare attenti, Siamo diventati più cattivi di prima. Infatti c'è una cattiveria endemica nelle persone, va bene? Cattiveria. Abbiamo una endemica disperazione. Siamo tutti così arrabbiati e non ne sappiamo le motivazioni perché non ragioniamo. Vediamo vedere persone che uccidono i figli come se fosse lo sport preferito dei genitori. Vediamo persone che non si curano di nessuno. Molti non si curano nemmeno di se stesso, di se stessi. L'omelia del Papa tiene conto di queste tenebre, ma tiene conto anche della luce che sempre segue la notte oscura. Questo avviene nella fede, questo avviene nella vita. E allora siamo alla conclusione, ma io purtroppo non posso, avevo preparato tanto, ma devo fermarmi su un aspetto. Il discorso del Papa qui a Tapinu, che cosa significa nel rileggere la storia di Tapinu? Il Papa lo dice al primo punto. Fratelli e sorelle, da questo santuario di Tapinu possiamo meditare sul nuovo inizio che sgorga dall'ora di Gesù. Vedete, Gesù fa nuove tutte le cose. Con Gesù nulla è come prima. C'è questa novitas che riesce a ripulire le acque sporche della storia e le ripulisce col suo sangue, che è il miglior detersivo dell'anima. E dice così: anche in questo luogo di Tapinu, prima dello splendido edificio che vediamo oggi, sì, veramente devo dire che questa chiesa è bellissima e che devo dire, guardate, non perché io e Gerardo mi paga o non mi paga, io sono un tipo molto sincero, non mi frega nulla. Questo lo capite cosa vuol dire frega nulla, no? Non mi importa nulla, ecco, benissimo. Però abbiamo il dovere e il piacere di dire grazie per quello che ha saputo fare, che fa e che dovrà fare. Io vorrei incontrare il vescovo, so che è nuovo. Padre Gerardo non può star solo qua. Questo santuario non volerà mai se non c'è qualcuno, una comunità che lo sostenga, che lo promuova. Se voi andate nei santuari, che cos'è un santuario? Non è un luogo di refrigerazione. Il santuario è sempre un luogo di movimento. Di chi?
di persone. C'è bisogno di preti, c'è bisogno di laici, di laiche, di suore, quel che volete, come volete che questo santuario, perché poi dopo la cosa pazzesca, questo è dal punto di vista giuridico pastorale, viene detto santuario nazionale, che poi la vostra nazione, con tutto l'amore e la compassione, è una piccola nazione, e vogliamo dare una spinta pentecostale a sto santuario. Adesso hanno fatto queste belle opere. Io ho detto, Gerardo, la Madonna ti ha voluto qua, ma la Madonna vuole che ci sia qualcun altro con te. E non basta un solo prete, ci vuole un team di persone, capito? Perché questo santuario è splendido nella costruzione, nella pietra bellissima. Venendo dal Padre ho visto gli scempi che stanno compiendo, come in Italia hanno rovinato le belle. Io vengo da Napoli, una città bellissima, e io abito in una zona bellissima, al mare, dove c'è la cartolina di Napoli. Lì sono parroco della cartolina di Napoli. Ma se io giro lo sguardo, vedo dei palazzi che sfigurano la bellezza della città, perché purtroppo il Dio denaro spesse volte si sbeffeggia del Dio gratuito, capito? E c'è anche colpa e colpevolezza dei soliti noti, dei soliti noti. Non entro nella vostra politica perché non mi interessa e non ho nemmeno l'attrezzi, però mi interrogo, siamo tutti uguali nel male. Concludo. C'era una sola piccola cappella, c'era una volta, ma non siamo nella fiaba di Tapinu, siamo all'origine di un sogno, ma non il sogno di Carmi e Francesca, no. Maria ci insegna che Dio è sempre un grande sognatore. Egli è il Dio perfetto e creatore, ma egli rinnova se stesso e la sua creazione. Forse è un'eresia dal punto di vista dei connotati divini, lo so bene, ma il Dio dei filosofi spesse volte non è il Dio della Bibbia, non è il Dio dei teologi. Va bene, Dio è il tutto di noi, è il tutto per noi, e Tapinu, nella sua Epifania, è un grande sacramento di questa creatività di Dio fattasi in Maria di Nazaret. L'invito di Maria a venire da lei ha un solo scopo, perché Maria ha una sola parola testamentaria: qualsiasi cosa egli vi dica, fatelo. Non dice come Gesù che ne ha l'autorità, come ho fatto io, fate. No, Maria sa bene, sta a stare al suo posto, perché Maria è una donna educata dalla parola di Dio, è una donna performata all'ascolto della parola di Dio, è una donna destinata a insegnare alla Chiesa come si fa e come si è cristiani nell'unica Chiesa di Cristo. La Chiesa è costata a Cristo la vita, e per questa Chiesa Cristo nell'Eucaristia, nei sacramenti e nella fede nostra, che può essere una fede ingenua, per quel che volete, ma Dio è più grande del nostro peccato, è una comunità che ogni giorno sperimenta nello Spirito del Padre e del Figlio la bella epifania del morire e del risorgere, perché questo è il dinamismo della presenza del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, che ha fatto sgorgare dal deserto una roccia zampillante di vita eterna, una persona che è Maria di Nazaret, la serva e madre del Signore, che non vuole l'attenzione per sé, ma Maria è la serva del Signore. Non dobbiamo mai dimenticare questo. Maria è la serva del Signore.
che è stata la mamma di Gesù e che Gesù ha costituito Theotokos. Gesù l'ha costituita Theotokos e che la Chiesa accoglie con 3 parole e termino. Come la madre non basta, perché potrebbe perpetuare il mammismo analfabeta e non adulto. Secondo, come la sorella nella fede e nel cammino. Infine, a me piace pensare a una devozione mariana adulta, a una sorella che cammina nel tempo a fianco a noi, non prima di noi né dopo di noi, ma a fianco, perché rimane sempre la bella dolce madre e serva del Signore Maria di Nazareth. Grazie Padre Perrella per questo suo intervento. Għadna kemm smajna naħseb jien riflessjoni ħafna utli li tenna sabiex dak li aħna għexna nhar 2 ta' April li għadda u anki dak li smajna minn fuq is-sunti ta' dan santwarju nkunu nistgħu jkollna lodda wkoll biex nilqgħu b'mod sħiħ anki dak li l-Papa qalilna. Għalhekk hekk smajna l-insistenza u xek li apparti il-qalb anki fil-fidi tagħna ndaħlu il-moħħ, ir-riflessjoni, l-intelligenza, hekk li tenna wkoll sabiex inkunu nistgħu hekk mhux biss hekk nisimgħu dak li jgħidilna l-Papa ma naqrawh hekk fil-profondità. U anki jekk riferiment li smajna l-Lumen Gentium u anki għat-talim kontinju tal-Papit u l-bżonn ukoll li aħna stess u xek inkunu preċiżi hekk fil-kelmiet li nużaw u anki l-insistenza u xek u l-awgurju li jkun hemm aktar u xek predikaturi li jagħtu sustanza ipoġġuna tassew hekk f'dan it-tip ta' kuntest. Ecco, accogliamo nuovamente Padre Stefano che sta ancora con noi perché adesso dedichiamo un po' di tempo per le domande. Min jixtieq għandna xi ftit minuti, kwart 20 minuta possibilità l-mistoqsijiet li tistgħu tagħmlu kemm il-Padre Stefano u kif ukoll il-Padre Salvatore fid-dawl anki ta' dak li qalu. Qual è la più intelligibile dalla gente? Cristo diventa me o Cristo o io diventa Cristo? Qual è la più facile per la gente, insomma? E Cristo vuole trasformarmi, no? Allora Cristo diventa me o io diventa un altro Cristo? Non dobbiamo dimenticare che Papa Francesco nella sua omelia parla di relazione. L'incontro, e il Papa nella sua magisterialità personale è chiamato il Papa dell'incontro. Gesù è il sacramento dell'incontro. In Gesù si avverano, possiamo dire così in senso sgrammaticato ma di senso, accadono gli incontri interrelazionali. Quindi, nello stesso tempo in cui Gesù si relaziona con me nella sua umiltà, nella sua carità, io mi relaziono con Lui, con tutto me stesso e attendo da Lui, attenzione all'altro termine, e coopero con Lui, ecco la dignità della persona, perché la mia relazione con Lui sia positiva, non solo per me, ma per gli altri, perché la relazionalità è nel DNA dell'atto creativo. Stamattina Padre Stefano diceva, tra l'altro, un'affermazione fondamentale per l'antropologia cristiana. Non è bene che l'uomo sia solo. Dio non viene mai da solo, Dio non porta mai alla solitudine, c'è da fare una rettifica alla spiritualità. Teologia spirituale, la solitudine come agognamento delle persone, no!
Noi non siamo mai soli, dirà ancora Papa Benedetto, siamo sempre in compagnia. Viene a contraddirsi il centro dell'incarnazione. È il Dio con noi, il Dio per noi, il Dio fra noi. Questa interscambiabilità relazionale giustifica la domanda del sacerdote, che ringrazio. Può rispondere anche Padre Stefano in modo diverso. Sì, no, io aggiungo solo che oggi abbiamo il grande problema delle religioni orientali, il buddismo ad esempio, dove è una autodivinizzazione. Sono io che divento buono, sono io che divento... E questo è un rischio anche nella scetica cristiana. Io faccio penitenza, io arrivo a Dio. Piano, Padre Salvatore ha messo in luce una realtà fondamentale, insieme. È Lui che mi deifica se io sono disponibile e accogliente alla sua volontà. Ed è questo che dobbiamo stare molto attenti oggi con tutte queste New Age, tutte queste religioni dove si fanno tutti gli yoga, tutte queste realtà che non sono negative, attenzione, non vediamo il diavolo dappertutto, per favore, ma dobbiamo stare attenti. Il cristianesimo si distingue dalle altre proprio per la relazionalità. Siamo in relazione con Dio. Insieme, come ha detto il Padre Salvatore, noi possiamo essere deificati. Forse qualche altra domanda? A me sentendo stamattina mi veniva in mente quello che dice Padre Schmemann, che Maria incarna come donna la vocazione dell'umanità, no? C'è una umanità che si relaziona in modo femminile a Dio. Io penso che questa dimensione teologica di Maria è molto importante anche nel mondo di oggi, in questa crisi di identità dell'uomo, la crisi che stiamo vivendo nella teoria del gender, no? Che è un disastro anche antropologico. Cioè, forse possiamo almeno allargare un po' su questo punto, no? Che mascolinità e femminilità non sono una cosa secondaria, ma sono proprio il modo nel quale Dio ci chiama. Come dice Berdyaev, no? Che la nostra creazione è la nostra vocazione. Dio ci ha creato perché ci ha chiamato. E anche questo, entra in questo anche la sessualità umana, che è essenziale. Prima che risponda Padre Stefano, vorrei fare un aggancio di tipo filosofico-antropologico. Stefano diceva stamattina, ha fatto vedere con le immagini, perché le immagini illustrano bene, noi siamo una società senza volto, una società, ho detto io, senza nome, una società, possiamo dirla, anonima. E questa è la profonda contraddizione di una società televisiva. Noi vediamo tutto, ma non vediamo il tutto nell'altro. Cioè noi entriamo negli affari degli altri, ma non facciamo entrare nessuno in noi. Quindi questa relazionalità è una relazionalità posticcia, cibernetica, falsa, non antropologica. Un'altra cosa, noi viviamo in un tempo, dice così il priore di Bose, che è un antropologo molto bravo, dice, noi siamo in una crisi dell'identità, ma non lo dice solo lui, Umberto Galimberti, quel che volete.
Che cos'è l'identità propria? A cui mi collego anche la questione della sessualità o dell'identità sessuale. Nel vecchio tempo, quando noi eravamo, noi sapevamo che cosa significava maschio e femmina, bene o male, perché identificavamo il maschio e la femmina o per mezzo della sacramentalità dell'es. Prendiamo tutta la prima parte della bellissima enciclica Deus Caritas Est di Benedetto XVI, quando lui declina l'es, declina quindi l'es, poi declina la filia e l'agapè, ma anche che cosa è la prima dimensione, che è quella cognitiva sessuale. Oggi noi non abbiamo questa identità. Oggi abbiamo persone, soprattutto giovani, sono in ricerca di identità e forse non vogliono nemmeno ricercare la propria identità, perché la propria identità ormai non è più nel confronto dialettico io-tu, maschio e femmina, ma è nel confronto ipotetico di chi sono io, di che cosa sono io, di cosa voglio essere. La tristezza dello gender è proprio questa. La mia connotazione sessuale individuale è determinata da ciò che io sento e ciò che il mio corpo mi fa sentire. E dove sta la dimensione spirituale? Dove sta la dimensione sociale? Dove sta la dimensione interpersonale? Non si sa. Sì, sono d'accordo con il padre Salvatore. Sarebbe da fare un simposio solo su questo argomento. Veramente siamo in una situazione molto grave, ma una situazione che è una realtà, diciamo, politica e di qualcuno che dietro da anni sta facendo una politica dove vuole creare questa situazione di un popolo bue, di un popolo ignorante, di un popolo misto, senza più identità. Ed è il gioco sull'egoismo di ogni persona, dove io sento io, non più nella relazionalità di una comunità e di uno stare insieme. Papa Francesco sta lottando per la casa comune. Noi stiamo lavorando benissimo con i musulmani e stiamo facendo molte realtà di dialogo, di rapporto, grazie a Maria. Maria è la madre che ci unisce, ma realmente vi dico, stiamo vedendo una situazione mondiale, noi stiamo lavorando con tutto il mondo su queste cose, soprattutto sulla figura di Maria, che è veramente grave e dove si sta distruggendo la persona umana a partire proprio da questi, dal fatto di non sapere chi sei, perché diventi schiavo. Le paure che stanno creando oggi sul coronavirus, sulla fine del mondo, tutte queste cose, è per mantenere le persone schiave. Per cui l'identità, tu non sai chi sei, cosa vuoi, cioè cosa vuoi, i tuoi sentimenti, ma i tuoi sentimenti da chi sono guidati? Dalla pubblicità? Da chi? E queste sono realtà che noi come Chiesa, ecco, Papa Francesco ha detto due cose importanti per me in questa omelia che ha fatto. Prima, riscoprire la bellezza di Malta e del valore che i maltesi hanno dato nella storia, ma non rimanere nella storia. Ma cosa significa oggi nuova evangelizzazione? Significa realmente ridare valore e partendo dalla Bibbia, maschio e femmina, ognuno nel suo ruolo uguali, ma in Italia adesso è quasi proibito parlare della famiglia tradizionale. Ci sono dei sindaci che hanno detto, attenzione, che il parroco in chiesa non predichi sulla famiglia tradizionale, se no lo denunciamo. Voi sapete che il Venerdì Santo qui a Roma, mentre Papa Francesco al Colosseo faceva la Via Crucis, i nostri fratelli omosessuali facevano una pantomima sulla morte di Cristo sessuale.
loro possono fare e non dobbiamo dire niente se no siamo razzisti, ma loro possono fare tutto contro di noi. Qui siamo nella pazzia, nella schizofrenia della nostra società moderna che sta distruggendo i valori, che non significa non accettare loro, accettare gli altri, accettare, accogliere. Qui dobbiamo realmente insieme, quello che noi stiamo lavorando, voi sapete che noi abbiamo creato Liberare Maria dalle mafie. Tutti ridono, ma liberare Maria dalle mafie significa liberare la persona umana da ogni forma di schiavitù. E guardate che l'analisi che stiamo facendo, e stanno usando la figura di Maria, ricordiamocelo, le mafie, per tenere sottomesse le persone. È una cosa incredibile, incredibile. Ecco che noi stiamo lavorando insieme con il governo, con i magistrati, cioè nel senso che oggi dobbiamo lavorare insieme. E la Chiesa, il santuario, deve essere un luogo di incontro, di accoglienza, di formazione. Le Domus Mariae le chiamiamo, Papa Francesco le chiama così, un luogo dove noi insieme, le persone di buona volontà, non ci interessa di che religione sei, di che credo sei, ci interessa il bene della persona umana, è quello che ci chiede Papa Francesco. E allora riscoprire il maschile e il femminile secondo la scrittura. Grazie Padre Stefano e Padre Salvatore. Volevo dire una sola cosa, perché io consegnerò a Padre Gerardo il lavoro finito, perché vedete, come sempre, la mia tradizione, io scrivo tutto pensando e vi faccio vedere, come tutti li sanno i miei studenti, vedete, e io faccio così. Ecco, vedete? Qui vedete, sono diversi colori, rosso, verde, nero, bleu. Per non uscire dai binari, io consegnerò a Padre Gerardo questi fogli, però li rielaborerò. Volevo dire una cosa, io non ho detto tutto quello che dovevo dire e quello che ho studiato su questo bel discorso composito di Papa Francesco, che ha non solo un'idea di Chiesa, di devozione mariana, concreta, in uscita, non dimentichiamo la teologia del popolo, ma io oggi pomeriggio, dopo che parlerà Don Samuel, e lo vogliamo sentire bene, io ho una critica da fare a Papa Francesco, inerente alla ermeneutica delle 3 Ave Marie. Lo diremo oggi, va bene? Preparatevi, perché è un discorso molto bello, però nell'ultima parte manca quel qualcosa, quel quid che mortifica la storia di questo santuario. Non è colpa del Papa, Non tutto si può dir di tutto. Poi dipende dalla fretta, dalle tante cose, dall'obiettivo principale, io lo so, però se voi leggete questo composito testo di Papa Francesco, bellissimo sotto tutti i punti di vista, alla fine viene mortificata la storia e la volontà di Maria. Ma senza che il Papa lo sappia, poverino, No, ma non per criticare il Papa, poveretto, anzi, il discorso del Papa merita tutti gli elogi. Però nessuno è perfetto, nemmeno il Papa, grazie a Dio. Allora, grazie di cuore, anche salutiamo Padre Stefano, non so se sarà con noi questo pomeriggio, ma approfittiamo per ringraziare per la sua relazione. Non so se vuole dire qualche parola di saluto o conclusione. Sì, ringrazio tutti voi, soprattutto il Padre Gerardo e il Padre Salvatore, che è stato mio maestro in tutto questo. Non farmi così vecchio. Sei più giovane di me nel cuore.
No, io voglio essere quello e quello. Traduco in italiano, no, niente, lasciamo andare. Sì, anche a me sarebbe interessato questo argomento che stava parlando Papa Salvatore sul discorso del Papa, che mi sembra che lì sul fatto delle 3 Ave Maria sarebbe una cosa molto interessante, perché appunto a noi francescani interessa molto tutto questo argomento che riguarda proprio la morte di Maria o la non morte di Maria, legato all'Immacolata, non Immacolata, cioè oggi cosa significa morte e cosa è il senso. Sarà un altro simposio. Grazie a voi di tutto, che il Signore vi benedica e che la Vergine dia sempre tanto forza ai maltesi di essere persone accoglienti come hanno accolto San Paolo, e che accolgano tutti. Voi. Carissimo Padre Stefano, grazie non abbiamo avuto la fortuna di averle qui con noi, ma questo significa che posso già da adesso invitarle per un simposio, un altro simposio, però devi venire qui. Niente Covid. Va bene, vi ringraziamo e grazie tanto e anche per il sostegno che ci dai anche dalla PAMI anche al nostro santuario. Grazie mille. Dimenticavo, io dovevo consegnare oggi al padre Gerard il diploma che l'abbiamo promosso membro ordinario della nostra Pontificia Accademia Nazionale. La prossima volta lo portiamo e facciamo la consegna ufficiale. Grazie. Grazie, di sicuro continuiamo a lavorare insieme. Grazie Padre Stefano. Grazzi ħafna lil kulħadd, aħna mbagħad minn u ħajsieħeb magħna l-ikel issa fin-nofsija mmorru dritt ir-restorant The View Żebbuġ, imbagħad inkomplu s-simpożju tagħna hawnhekk fit-3:30 ta' wara nofsinhar. Nistgħu anke nagħlqu bit-talba ta' l-Angelus. Nixtieq infakkarkom il-restorant għal min ma jafx, il-pjazza ta' Żebbuġ, The View tarawh prinċipali. Niltaqgħu il-lejla imbagħad se jkollna l-messaġġ tal-isqof Tewma Anton li qiegħed ukoll bħal stajl Padre Stefano kwarantina ma setax ikun magħna imma se jagħtina anke l-messaġġ tiegħu. Imbagħad il-lejla molt importanti ħafna it-teżi li jagħmel Father Samuel fejn Padre Salvatore sejjer jagħtina ftit anke id-diskors mnejn ġew dawn it-3 avamarijiet li ngħidu lill-Madonna, jekk il-Madonna mititx jew le, illum hawn min tisma' min jgħidlek u le, dik il-Madonna kienet mradnub, allura ma mititx. Hemm ħafna affarijiet żbaljati dwar dan u għalhekk il-laqgħa tal-lejla se tkun importanti daqskemm kienu dawk ta' filgħodu. Naf li huwa sagrifiċċju u napprezza ħafna, però ma stajniex nagħmlu mod ieħor. Is-simpożjum ma kienx preparat biex ikun kollu f'ġurnata, konna preparati fuq jumejn, satejn 3 kuljum, imma iċ-ċirkostanzi kellna nbidluhom u flok ma għamilna xejn ipprovajna niġbru dak li stajna. Grazzi tal-preżenza tagħkom. Ngħidu l-Angelus. Nisem tal-Missieru tal-Liben tal-Ispiritu Santu. L-Anġlu Talla ħabbar lil Marija. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijek imbirek inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għawni l-qaddejja tal-mulej. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijek imbirek inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. U liben ta' Alla sar bniedem. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijek imbirek inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Itlob għalina qaddisom Alla, nitolbu xerret mulej fi qlubna grazzja tiegħek biex għan li bitħabira tal-Anġlu għarafna li Kristu ibnek sar bniedem bil-passjoni u l-mew tiegħu naslu għas-seb tal-qawmien mill-imwiet l-istess Kristu Sidna. Glorja lill-Missier u lill-Liben u l-Ispiritu Santu.
Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. San Giuseppe ta' qalb safja, għatijom u mulej il-mistriħ ta' dejjem. Jistriħu ma' fislim. Sem tal-Missier u tal-Liben tal-Ispirtu Santu. Amen. Grazzi u l-klat tajba.